presentarvi due ragazzi che abbiamo qui con noi oggi, ai quali chiedo di raggiungerli, che sono Luca Spirito e Riccardo Pinelli, che sono due palleggiatori della Blue Volley di Verona che milita nel campionato di A1. Riccardo e Luca, che già hanno avuto, diciamo, esperienze di questo tipo e già conoscono Aureo e hanno accolto da subito, devo dire, l'invito mio personale di questa iniziativa. Per cui ecco, chiedo a voi di raccontarci un attimo quello che è la vostra esperienza nello sport, ma soprattutto qual è stato il vostro contatto e il vostro rapporto con Aureo. Innanzitutto buongiorno a tutti, volevo ringraziare tutti quanti per questo invito. Per noi, per me personalmente, per la società è un onore essere qui. Abbiamo già avuto l'onore noi di partecipare a un evento organizzato da Abeo, siamo andati ospiti in ospedale a trovare i bambini più sfortunati di noi e personalmente per me è stata una situazione molto particolare, molto toccante, perché penso che di vedere da vicino la situazione, come vivono questi ragazzi è veramente molto difficile. Quindi sono molto onorato di essere qui, di poter anche in una minima parte aiutare e collaborare in questo progetto, perché il progetto di Villa Fantelli penso che sia veramente una cosa molto importante, soprattutto per le famiglie che riescono a stare vicino ai loro figli che in questo momento hanno questi gravi problemi, e sono sicuro che verrà fuori una cosa veramente fatta bene e spero che si possano ottenere grandi ricavati da donare. Poi lo speriamo. Bene, grazie. Buongiorno a tutti, come ha detto Luca, sì, la nostra società collabora spesso con Abeo, quindi speriamo di poter, quanto possibile, con la nostra faccia, con l'immagine, portare qualche beneficio, qualche aiuto. Poi speriamo che questa iniziativa, questa vendita di vino vada molto bene. Anche noi, se possiamo, ne acquisteremo qualche bottiglia, penso di avere l'allenatore. E basta. Bene, grazie. Un applauso. Vi salutiamo perché loro a breve hanno un allenamento, quindi non si fermeranno per la degustazione. Ecco, vi avviso che non andranno via di soppiatto, ma il motivo è solo quello. Grazie ancora a voi e alla società.